Siamo nel post partita della seconda gara di campionato di Serie A1, Sarzana contro CCC Viareggio. Sarzana che esce sconfitto da questo incontro combattutissimo. Siamo con il capitano Davide Borsi, un incontro terminato 3-1 per gli ospiti, dopo il fine primo tempo 2-0 per i viareggini e poi Sarzana si porta sul 2-1, alla fine il 3-1 negli ultimi secondi che ormai contava poco, ma il risultato è negativo nonostante il gran gioco del Sarzana di questa sera. Qual è il tuo commento al riguardo? Il commento è sicuramente che dispiace tanto per il risultato, però la prestazione probabilmente c'è stata, probabilmente abbiamo creato più di loro come gioco di squadra, è solo che se non butti dentro la palla poi diventa difficile. Loro sono stati bravi a sfruttare i nostri due errori nel primo tempo per portarsi su 2-0, poi hanno sicuramente fatto una partita grintosa in fase difensiva dove gli faccio i complimenti per la loro prestazione, però naturalmente il problema nasce quando non butti dentro le palle. Bisogna essere un po' più lucidi, un po' più concreti sicuramente e niente, non dobbiamo abbatterci perché siamo all'inizio, però sappiamo che c'è da lavorare, sappiamo che possiamo fare un bel campionato, ma dobbiamo cambiare marcia. Ora Lodi Sarzana che si ritroverà quest'altra settimana ad affrontare il Lodi, di nuovo qui a Sarzana, una partita molto difficile contro una squadra che contro questo Viareggio ha vinto a Viareggio 4-0. Sì, ma è un campionato molto equilibrato, molto difficile, tutte le squadre sono molto preparate. Noi dobbiamo ora cancellare, valutare gli errori che abbiamo fatto, prendere le cose positive, fare una bella settimana e prepararci per la sfida di sabato che dobbiamo vincere, dobbiamo iniziare a cambiare marcia, giocare tranquilli e niente, più che altro fare gol e fare belle prestazioni.